Ad intervenire oggi con forza sul tema dell'assenza di risorse stanziate per la provincia di Agrigento nei fondi del PNRR, già lanciato dall'Ordine degli Architetti di Agrigento, presieduto da Rino Lamendola, sono la Presidente dell'Ordine degli Agronomi e dei Dottori Forestali Maria Giovanna Mangione, il Presidente del Collegio Territoriale dei Periti Agrari Francesco Ciaccio, parti della rete delle professioni tecniche. L'essere rimasti tagliati fuori ancora una volta da importanti risorse continuano è particolarmente grave, stante l'assenza in questa parte della Sicilia non solo delle grandi infrastrutture ma anche delle opere essenziali, con pesantissime ricadute su tutto il sistema socio-economico, in particolare in quello agricolo, zootecnico e forestale già in grave crisi. Le aziende dell'entroterra, pur producendo vere e proprie eccellenze riconosciute a livello nazionale, hanno oggi difficoltà enormi a raggiungere i grandi mercati a causa di reti viarie fatiscenti e purtroppo non vediamo all'orizzonte una vera e propria strategia nazionale per le aree interne, un investimento che dovrebbe essere rivolto a promuovere l'insediamento dei giovani e delle giovani famiglie nelle case utilizzate nei borghi sempre più vuoti e spopolati, attraverso anche le attività che siano garantiti dalle aree rurali e naturalistiche di un sud altamente devastato, come se non bastasse anche dalla questione incendi e dai dissesti idrogeologici. Maria Giovanna Mangione, nella sua qualità di Presidente dell'Ordine degli Agronomi, ribadisce inoltre che oggi come mai occorre operare per sanare l'isolamento tra i territori e attuare quelle politiche sociali ed ecologiche che stanno alla base dell'economia circolare. Su questi temi, prosegue l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Agrigento, lancia un forte grido di allarme chiedendo prima possibile, anche attraverso la rete delle professioni tecniche, una concertazione sociale che veda nei modi opportuni un coinvolgimento di tutta la società civile.